Più che via dei fiumi si potrebbe benissimo chiamare via delle discariche. La strada comunale, parallela alla viale Leonardo Sciascia del villaggio Mosè, è invasa dai rifiuti di ogni genere, scaricati per terra dagli incivili. In via dei fiumi vi sono una serie di discariche imbarazzanti e mortificanti per la città, un paio piene di pericolo per i residenti della zona e per gli automobilisti in transito. Accanto ai cassonetti vi è di tutto, dai sanitari in disuso ai copertoni e bottiglie di vetro rotte. Gli abitanti di via dei fiumi chiedono l'intervento dell'amministrazione comunale. Qui è da diversi anni che è così e non viene mai ripulito. Ora, io non capisco una cosa, perché non mettere una telecamera qui? Considerando che continuamente buttano tutto quello che c'è da buttare, è giusto mettere una telecamera, qua come in altri punti dove ci sono queste discariche. Io penso che è una cosa ottima. Poi dico, il sindaco ieri ha detto che deve asfaltare tutta Agrigento. Qui l'ultima volta che è stata asfaltata via dei fiumi è stato quando è venuto il Papa, cioè significa 15 anni fa. E poi un'altra cosa, circa 10 giorni fa hanno fatto il decespugliamento di tutta questa strada. Ora, se voi vedete, i cespugli sono ancora qui. Cioè, diciamo che è stato un lavoro inutile, perché ieri che c'è stato vento, tutto questo lavoro che hanno fatto è stato perso, perché i cespugli sono di nuovo sono volati. Siamo sempre lungo la via dei fiumi al villaggio Mosè, alle mie spalle un'altra discarica più grande e pericolosa perché vi sono recipienti di Eternit nocivi per la salute. Serve dunque un intervento urgente di bonifica e derattizzazione per salvaguardare la salute dei cittadini. I marciapiedi della via dei fiumi sono impraticabili, non sono stati mai completati e l'erbaccia ha preso il posto della pavimentazione. L'asfalto è disconnesso, vi sono numerosi avvallamenti, le buche sono profonde e potrebbero causare incidenti. Prevenire, si sa, è meglio che curare e la via dei fiumi lancia l'ennesimo SOS agli enti competenti.